Signor Sindaco, ci spiega questo evento di domenica, insomma, che parte questo anno di Città dello Sport di Mogliano, insomma. Domenica mattina allo stadio Quaggia, allo stadio del rugby, ci sarà l'avvio dell'anno sportivo Mogliano Veneto Città Europea dello Sport 2025, una celebrazione ufficiale per poi stare tutti insieme qui a pranzo, insomma, alla clubhouse del rugby, e poi al pomeriggio ci sarà anche la possibilità di vedere gratuitamente la partita del Mogliano Rugby contro la Lazio. A suo tempo è stata una grande soddisfazione, no, aver raggiunto questo obiettivo di Città dello Sport europeo. E quali saranno le manifestazioni più significative di quest'anno sostanzialmente? Ci saranno tanti eventi, daremo evidenza, insomma, a tutte le bellissime realtà sportive che abbiamo in città, che ci hanno permesso di essere riconosciuti come appunto Città Europea dello Sport. Quando ci siamo candidati, insomma, credevamo a questa cosa perché fortunatamente, insomma, abbiamo tantissime realtà sportive, abbiamo tante società che fanno bene lo sport e fanno del bene ai nostri ragazzi che praticano lo sport. Noi saremo sempre al fianco delle tante società e daremo loro gli strumenti, insomma, per praticare al meglio lo sport qui a Mogliano. Non so se avete come numero, insomma, quanti praticanti iscritti, insomma, associati di società sportive, quante società sportive avete? Abbiamo circa una cinquantina di società sportive a tutti i livelli, si può praticare praticamente qualsiasi sport a Mogliano e abbiamo anche delle eccellenze. Questa sera siamo qui al rugby, che è l'eccellenza più importante, ma non solo, tantissimi altri sport si possono praticare qui in città. A livello di Consiglio Comunale, di Assessore allo Sport, che iniziative state portando avanti, sollecitati appunto da quest'anno molto speciale? Abbiamo in previsione degli importanti investimenti proprio per migliorare ed efficientare sempre di più l'impiantistica sportiva, insomma. In particolare cosa? In particolare stiamo portando avanti la progettazione per il rifacimento della pista di atletica, un investimento importante ma che ci permette, insomma, di mantenere anche qui a Mogliano allo stadio del calcio. Recentemente è stato rifatto il manto erboso e tutto il fondo, e adesso rifaremo la pista, ma grandi investimenti verranno fatti anche allo stadio Quaggia del rugby. Mi riferisco ad esempio al rifacimento della clubhouse e Ci può dire dal punto di vista economico più o meno quanto siamo? Si tratta di investimenti importanti, insomma, siamo sul milione di euro. Un milione di euro, in 5 anni contiamo di spendere un 5 milioni di euro per l'impiantistica sportiva. Poi ci sono iniziative anche per sollecitare i bambini a fare sport. Continua il nostro impegno per la pratica sportiva, ogni anno garantiamo a tutte le nostre associazioni un cospicuo contributo per aiutarle, insomma, a far fare sport ai nostri ragazzi. Cosa vuol dire per voi avere una squadra di Serie A Elite come il Mogliano? Dal punto di vista della visibilità sicuramente è molto importante per la città di Mogliano. Sì, significa portare il nome della città in giro per l'Italia e non solo, insomma, ci stanno dando una bella soddisfazione i nostri ragazzi in questo momento, insomma, stanno vincendo e stanno dando la grande. Quindi domenica praticamente avete invitato tutte le società sportive a essere presenti qui a Mogliano, qui alla clubhouse. Tutte le società sportive assolutamente sono invitate, ma anche tutti i moglianesi, insomma, che vogliono partecipare. Sarà una bella festa, una grande festa, un avvio dell'anno 2025 per Mogliano Città Europea dello Sport.